imparare a consumare meno acqua, risorsa preziosa e non certo inesauribile. A tutti i livelli il suo utilizzo deve essere più razionale, a partire dai comportamenti da adottare in casa fino all'uso da parte dei sistemi produttivi, agricoltura compresa. In un'azienda pilota ci sono state dimostrazioni, visite guidate alle prove in campo e disposizione di macchinari e attrezzature, tutte naturalmente incentrate sull'uso razionale dell'acqua. Siamo a Valle Vecchia, l'azienda Valle Vecchia, la più importante delle 4 aziende di Veneto Agricoltura, ma non è solo la più importante delle nostre aziende, ma è un'azienda che potremmo dire tranquillamente che è unica nel nostro paese, molto grande, siamo sopra gli 800 ettari di azienda complessiva, con un sistema ambientale veramente poderoso, perché andiamo dalla costa, dalle spiagge, le dune, le pinete, i boschi di pianura, decine di ettari di filari, di siepi, ecco, quindi un contesto ambientale per farci agricoltura assolutamente unico e all'interno una agricoltura che ormai da oltre 10 anni, dopo l'arrivo di vari grossi progetti europei che ci hanno permesso di implementare uno dietro l'altro una serie di tematiche, la rende ancora più unica, perché qui sostanzialmente noi vediamo quella che tutti vorremmo che fosse l'agricoltura del futuro, un'agricoltura produttiva che rispetta l'ambiente, che offre anche al turismo degli spazi estremamente interessanti. Valle Vecchia sappiamo quanto sia meta di un turismo che non è solo quello della spiaggia, ma anche un turismo della bicicletta, dell'andare a piedi, dell'andare a cavallo, quindi è veramente la sintesi tra 3 cose che ci piacerebbe sempre vedere assieme: agricoltura che produce, ambiente rispettato, offerta turistica. L'evento rientra nell'ambito dell'edizione 2021 delle Giornate dell'Irrigazione di Precisione che Veneto Agricoltura propone ogni anno al mondo agricolo regionale. Valle Vecchia ha ospitato un grande progetto europeo, Life V-Store 2, che ha mostrato come anche in zone dove non abbiamo acqua irrigua, che viene dal sistema gestito dei canali irrigui, eccetera, eccetera, e dove non abbiamo nemmeno acqua superficiale utilizzabile, quindi non possiamo neanche fare, come in tanti comprensori nostri, un'irrigazione di soccorso perché abbiamo vicino il fiume, il canale, metto dentro la pompa, tiro fuori il rotolone, eccetera. Qui non avevamo nulla di tutto ciò e quindi a Valle Vecchia siamo riusciti, con questo grande progetto europeo, a catturare l'acqua di pioggia, separare la pioggia buona, quella a bassa salinità, dalla pioggia cattiva con il sistema di intelligenza che c'è qui a Valle Vecchia, e alla fine poter utilizzare l'acqua che mettiamo via con 2 grandi funzioni: uno di abbassamento della falda ricca di sale, creando un velo di acqua dolce sopra attraverso il sistema irriguo, 2 dando acqua proprio alle nostre colture. Proprio nella zona dove stiamo facendo queste prove oggi l'azienda è dotata di un sistema che usa l'acqua di pioggia che abbiamo catturato in modo così intelligente e la usa come acqua irrigua. Sistemi di micro-irrigazione superficiale interrata con applicazioni per la precisione, sistemi per aspersione arateo variabile, capanine meteorologiche, sonde di nuova generazione e rilevatori, software di supporto alle decisioni, sistemi di gestione da remoto e automatici, perché il futuro qui è già arrivato. Veneto Agricoltura, agenzia per l'innovazione, quindi noi stiamo vedendo qui con il meglio della tecnologia quelli che sono gli scenari che oggi magari troviamo in qualche azienda limitata di punta e nei prossimi anni invece probabilmente vedremo in modo diffuso. D'altra parte siamo all'interno di questa grande transizione ecologica, no? Tutti immaginiamo che abbia a che fare con l'energia, le auto elettriche, le fonti rinnovabili, eccetera. Ricordiamoci che c'è una transizione ecologica anche per quanto riguarda l'acqua, perché l'acqua è una delle cose fondamentali con le quali dobbiamo far pace, dobbiamo rimettere a posto la nostra impronta idrica, che è enorme e che ha in questi anni consumato le risorse, inquinandole, svuotando le falde, togliendo acqua ai fiumi, e la grande sfida è anche qui nei prossimi decenni fare pace con il mondo che ci sta attorno.